Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. L'avevamo anticipato la settimana scorsa, questa sera parleremo del nuovo polo della salute di Padova, un nuovo ospedale che Padova attende da tanti anni e che forse potrebbe essere realizzato nel prossimo decennio, ma di questo parleremo stasera con gli ospiti in studio. Saluto subito il nostro editore Ermanno Casem. Buonasera Ermanno, grazie di essere qua. Presento anche gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione, il professor Giovanni Deriù. Buonasera professore, già direttore della chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Università di Padova. Buonasera. Al suo fianco abbiamo Fabrizio Borona, consigliere regionale della Lega Nord in Veneto, presidente della Commissione Sanità. Buonasera. In Consiglio regionale. Buonasera Borona anche a lei. Al suo fianco il professor Stefano Merigliano, direttore dell'unità unità operativa complessa della clinica chirurgica terza, spero di aver detto tutto correttamente. Sì, io direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Oncologiche. Ecco, allora mettiamo così, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Oncologiche dell'azienda ospedaliera Università di Padova. Buonasera anche a lei e grazie di essere qua. Allora, una puntata, Ermanno, dicevo, un ospedale che Padova aspetta da tanto tempo. Beh, sì, io penso che facevo l'università quando si parlava di costruire il nuovo ospedale, quindi parliamo di 60 anni fa, ed era appena stato finito quella parte nuova dell'ospedale vecchio, però già si dimostrava insufficiente e comunque necessitava di un intervento radicale che consentisse a Padova esprimere le sue grandi capacità e la sua storia della medicina, perché la medicina in buona parte è nata a Padova nei secoli precedenti, quindi abbiamo una storia antichissima. Però questa cosa è rimasta sempre sull'asta, non è mai partita. E siamo ormai nel terzo millennio e ancora non si sa quando incominceremo. E allora sarebbe interessante, perché nel frattempo, proprio per questa necessità che il Veneto esprime, e questa eccellenza che il Veneto esprime, è nato un bellissimo ospedale a Verona, ma in tempi molto rapidi. Tutte le varie aree politiche si sono messe d'accordo, hanno trovato un consenso da parte del governo e in pochissimo tempo, senza stare a discutere, l'hanno fatto. Noi invece ormai sono decine di anni che stiamo discutendo anche in questa televisione e stiamo ancora al punto di partenza, cioè non sappiamo ancora quando cominceremo a mettere la prima pietra, che è già qualcosa, ma nel frattempo naturalmente la medicina ha fatto il suo corso. E quindi questa sera parleremo anche di quelle che sono le esigenze di un ospedale che è tecnicamente adeguato a quelle che sono le esigenze della nuova medicina. Ormai la degenza ha preso un aspetto completamente diverso rispetto agli ospedali che si utilizzavano 30 anni fa, e così gli interventi. Ormai siamo arrivati al punto che, diciamo, facciamo di necessità virtù, nonostante il tempo passato, approfittiamo di questo tempo passato per fare un ospedale bello, nuovo e sicuramente di grande capacità. Però ci vuole l'aspetto politico, c'è l'aspetto tecnico. L'aspetto politico perché bisogna dare inizio, ma inizio che cosa? Ecco l'aspetto tecnico che viene subito dopo, che necessita che cosa faremo, qual è l'ospedale del futuro, perché Padova, cominciando nel terzo millennio, può prendere spunto da vari ospedali che sono in giro per il nostro pianeta e dire quello ha fatto un'eccellenza in questo settore piuttosto che nell'altro, e quindi unire tutte queste esperienze per raggiungere poi sostanzialmente mettere a punto un gioiellino che sia riferimento non solo per la medicina, ma anche per la città di Padova, perché Padova è sempre vissuta di tre cose: università, l'ospedale e il santo. Queste erano le tre industrie del Medioevo, poi nel Rinascimento e successivamente, e abbiamo dato eccellenze in tutti i sensi.
Quindi approfittiamone di questo e facciamolo partire. Certo, certo, questa sera cercheremo appunto, come diceva il nostro editore, cercheremo di capire anche che cosa appunto e come farlo. Però in apertura di TV7 Match, come sempre, noi abbiamo le nostre ricorrenze storiche e maggio possiamo dire è il mese dei referendum storici, ma sentiamo la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 12 maggio 1974. Il referendum sul divorzio in Italia. Con la vittoria del no si conferma la possibilità di sciogliere il vincolo del matrimonio. 17 maggio 1981. Gli italiani con consultazione popolare confermano la legge 194 sull'aborto. Ecco qua, allora, 2 referendum storici per il nostro paese, quello sul divorzio e quello sull'aborto. Nel 74 appunto si doveva decidere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini appunto del 1970. Una cosa curiosa è stata la campagna referendaria in quel periodo, perché furono protagonisti anche degli attori. Ora vediamo alcuni spot che venivano proposti. Lei è per l'abolizione? Del fumo magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio? Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. Soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con l'intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli. Voi cosa ne pensate del problema del divorzio? Che domanda è questa? È naturale che noi votiamo contro il divorzio. È interessante sentire questo. Cos'è che ne avrebbe detto Papa Giovanni secondo voi di questo problema qui? Senz'altro ci avrebbe sofferto lui che si teneva tanto alla famiglia, tanto che nel Concilio l'ha definito una grande piaga. E lei cosa ne pensa? Come voterà lei? Guarda, noi il 12 maggio voteremo il sì per difendere i nostri figli e la famiglia. Ecco, questi erano solo 2 diciamo, degli spot che venivano proposti in televisione come campagna referendaria. Professor De Liu, lei cosa ricorda di questo referendum? Io ricordo soprattutto il grande paladino dei diritti civili che era Marco Pannella. Non ha avuto una grande fortuna politica, però è stato determinante nel portare avanti le sue battaglie, erano portate avanti in quei referendum, soprattutto appoggiandosi ai vari partiti politici, e secondo me diciamo, questi referendum sono la dimostrazione che gli italiani messi di fronte, non dimentichiamo che in quel periodo la democrazia cristiana dominava eccetera, ma gli italiani messi di fronte ad un quesito preciso, semplice da interpretare, sanno scegliere molto bene, perché al referendum credo che per l'abolizione del divorzio ci sono stati, mi sembra, l'80%, 75-80% di no. È stata, a mio avviso, la dimostrazione che una parola che viene poco utilizzata nella Costituzione, persone, che significa individui con la loro diversità, ha vinto sulla quotazione più frequente cittadini, che sono le persone in rapporto allo Stato. Certo. E quindi un plauso. Un plauso. Professor Merigliano, lei ricorda qualcosa di quegli anni? Dopo sentiremo Pannella anche sull'aborto, ma intanto sì? Sì, dopo. Ma io ero molto giovane, era il primo referendum a cui partecipavo, ricordo più che altro il dibattito, che c'era una partecipazione vera, una partecipazione continua nelle piazze, la televisione, non solo qui, ma la gente partecipava, c'era una politica veramente vissuta, partecipata, e la gente
discuteva nei bar, discuteva sui posti di lavoro, eccetera, con un entusiasmo che ultimamente vedo sempre meno questa voglia di partecipare alle scelte politiche, alle scelte strategiche, alle scelte di vita. Certo, e qua alle mie spalle vedete Loris Fortuna e Boron. Allora, cosa possiamo aggiungere? Ma molto probabilmente che quando un tema è sentimento comune, sentir comune, poi alla fine ottiene il suo viatico e arriva a destinazione. Il referendum è sempre stato forse uno dei mezzi elettivi, politici, per capire il sentimento dei cittadini, il sentimento del popolo più riuscito, perché pensiamo all'ultimo avvenuto non molto tempo fa, insomma, quel dicembre del 2016, quando una grossa parte, molto partecipato e con un grosso risultato, ha detto ad esempio di no alla modifica costituzionale. Quindi seppur passano i decenni, seppur i mezzi sono totalmente diversi, perché oggi pensiamo al sistema informativo fatto dai social, della televisione, è molto più invasivo, è molto più pressante di quel tempo, comunque sia, quando c'è un sentir comune verso una cosa che il popolo, cioè il sentimento comune, ritiene corretta, non c'è diversità politica, e la partecipazione e il risultato di massa sconfessa molti politici. Ecco, quel tempo è uguale a oggi, ritengo sia il referendum un mezzo importantissimo a disposizione del popolo. Ermanno. Allora, il divorzio, ricordo un titolo, forse tutti, era Divorzio all'italiana, parliamo dei primi anni 60, quindi poco più di 10 anni prima, era uscito Divorzio all'italiana con Mastroianni, la Sandrelli, eccetera. Ed era stata buttata un po' in ridere una situazione che invece a quell'epoca, se oggi parliamo di femminicidio, allora era una questione quotidiana. Parliamo di centinaia di donne, non di 100, 150, ma centinaia di donne che venivano uccise perché l'immaginario della donna a quell'epoca, soprattutto nel mondo del sud dove si ambienta anche questo film, era quello che insomma la donna poteva servire, ma si poteva anche. E l'alibi, perché poi il codice penale dell'epoca faceva sì che se era giustificato del dito d'onore, cioè se la donna mi ha fatto lo sgarbo, allora ho diritto anche di ucciderla. Ma è una tradizione antica, non diamo colpa al meridione, perché il detto la botte piena e la moglie ubriaca era la stessa cosa. La donna che beveva era soggetta a femminicidio. Cioè se io torno a casa e trovo la moglie ubriaca a Roma, il marito aveva pieno diritto e non era neanche soggetto a giudizio. Quindi il concetto donna ubriaca e botte piena, e dice voi tutti e due, insomma devi sacrificare la botte se vuoi ammazzare la moglie. Questo. Poi si è perso il senso, ma il senso originale è questo. Allora si ammazzavano molte più donne e c'era un inferiore diritto della donna a poter contare all'interno della famiglia. Era succube di una situazione e soprattutto la donna non era in grado di mantenersi economicamente, quindi naturalmente era soggetta al volere del marito perché altre strade non poteva trovarle. Con la legge sul divorzio si è aperta sicuramente, si è andata incontro a un'esigenza. Allora se diciamo che il popolo ha votato saggiamente, non altrettanto saggiamente poi la politica ha saputo colmare questa situazione, perché il problema fondamentale era non che il divorzio andasse contro la famiglia, ma sopperire, e lo Stato doveva creare una cultura nei confronti della famiglia e non dare prevalenza al divorzio, che era l'ultima ratio in caso di conflitto tra marito e moglie.
E in questo senso non c'è riuscito, ma non ci riuscirà, ancora meno ci riuscirà quando verrà fuori la legge sull'aborto, che anche questa è una giusta regolamentazione, sempre migliorabile, del rapporto tra madre, figlio e genitori, quindi una decisione molto sofferta, però anche in questo caso non c'è stato l'appoggio da parte dello Stato nel far capire a una donna, e allora le donne quando erano incinte venivano rifiutate dalla stessa famiglia, quindi non è la situazione di oggi, e quindi non è stato sufficientemente creata una cultura nei confronto dei bambini, dei giovani e della famiglia. La legge era necessaria, ma era necessaria cambiare la cultura della famiglia, migliorare la cultura della famiglia. Non era soltanto la donna soggetta al marito, ma doveva essere una unione, diciamo, corale nei confronti di creare un mondo che la famiglia è indispensabile per la società. Ecco, sì, Ermanno ha già introdotto il tema del referendum sull'aborto, un altro cavallo di battaglia, di una delle grandi battaglie di Marco Pannella, che ricordiamo proprio il 19 maggio del 2016, quindi 2 anni fa, è venuto a mancare. Noi ricordiamo sia il referendum che Marco Pannella con questo suo intervento di pochi anni fa riguardo proprio la questione dell'aborto, e parla della consapevolezza. Sentiamo. Io sto appunto oggi sottolineato che è evidente che avere un concepimento dell'inizio della vita, quando è l'inizio della vita, nella quale è autore o autrice, autore la consapevolezza, la volontà di compiere quell'atto di amore, perché è un atto volto e capace di arrivare appunto a dare una nuova vita, a crearla. E questo è il vero problema per noi. Quindi quello che noi rivendichiamo è semplicemente anche quello, mi pare, che si augura anche Papa Francesco. In questo modo occorre valorizzare la consapevolezza che rende responsabili. Se si è consapevoli, si è responsabili se non si fa quello che si deve, no? Si è responsabili se vi è consapevolezza. Ecco, queste le parole di Marco Pannella. Moroni, inizierei da lei allora. Di aborto si parla ancora adesso, no? Si discute ancora adesso. Si parla tantissimo, anche se io ho sempre ritenuto il tema molto più, diciamo, è difficile, ma molto più da confrontare e discutere alla donna, no? Da lasciare il campo di discussione alla donna, perché credo che il punto di vista maschile sia totalmente diverso, ma soprattutto non riesce a percepire fino in fondo cosa vuol dire la difficoltà magari di una gravidanza non voluta, e soprattutto la difficoltà di scegliere poi la strada dell'aborto. È molto difficile, non credo e non ho mai creduto che nel momento in cui fare e aver fatto la legge sull'aborto, chi poi alla fine lo sceglie lo faccia così, no? A cuor leggero e in maniera, insomma, senza pensarci, senza poi provare anche un rimorso successivamente. Pertanto è un tema molto difficile da affrontare. Anche lì c'è stato un sentir comune che ha portato ovviamente a legiferare in materia, tutt'oggi insomma, valido, perché di questo tema se ne discute abbondantemente, però più di dire che quando un sentir comune referendario, ovvero una stragrande maggioranza del popolo, ritiene che quella legge sia corretta, sia giusta, sia doverosa farla, non ritengo di dover entrare nella discussione precisa
meno che non ci fosse un parterre magari con delle donne su cui discutere. Ritengo, poi in famiglia mia che sono tutte donne, cioè maschi ce ne sono pochissimi, è un tema difficilissimo perché chi deve fare quella scelta è la donna e sono convinto, anzi ne sono certo, che in qualsiasi modo una donna, e per qualsiasi motivo una donna prenda la decisione di fare o di eseguire l'aborto, lo faccia non ovviamente a cuor leggero, anzi con molta difficoltà e pensandoci molto bene. Certo, ecco, vale la pena anche ricordare che appunto la legge 194 è del 1978, che questo referendum nell'81 non riesce a cancellare questa legge, malgrado ovviamente Democrazia Cristiana e appoggio della Chiesa. Ricordiamo anche che sono anni in cui anche la contraccezione è vista, è osteggiata da parte della Chiesa. Cioè, oggi la situazione è diversa, ad esempio, no? C'erano in quel periodo lì, io ricordo bene che oltre dei valori di autodeterminazione, io non voglio entrare dentro la parte etica dell'aborto, sì, aborto no, oltre all'autodeterminazione della donna e anche dell'uomo, del compagno quando veniva consultato, raramente, c'era anche un problema, diciamo, tra virgolette, sanitario, perché arrivavano all'ospedale, mi sembra, adesso non ricordo esattamente le cifre, è un periodo che ho vissuto, diciamo, molto da vicino, e lo ricordo bene anche se non i dettagli, arrivavano in ospedale centinaia di migliaia di aborti, di minacce d'aborto all'anno, che in realtà erano aborti andati a male, eseguiti in strutture illegali. Quindi accanto diciamo, al problema della persona singola c'era un problema, diciamo, di tipo medico vicino. Tant'è vero che nel corso degli anni poi il numero degli aborti rispetto al periodo pre-referendum sono nettamente diminuiti. Certo. Professor Merigliano. Ma è un problema estremamente complesso. Come diceva il professor De Riu, intanto ha dato soluzione ad alcuni aspetti anche di tipo sanitario. Io ricordo molto bene Pannella, ho avuto anche la fortuna di essere cotestimone di nozze ho vissuto con lui un paio di giorni e lo ricordo come una persona lucidissima. Una delle cose più importanti è la consapevolezza della scelta e quindi la cultura della contraccezione, la cultura della prevenzione, la cultura della scelta consapevole, che in realtà sono alcuni aspetti della legge 194 che sono stati a volte sotto traccia, ma che ci sono presenti e che molte persone avrebbero voluto forse che fossero ancora di più espressi, perché in realtà la 194 è una legge complessa che, al di là di non colpevolizzare l'aborto e quindi renderlo in certi modi non penalizzato, però metteva in luce tutta una serie di cose per evitare che si arrivasse all'aborto, e quindi la cultura della contraccezione, la cultura della prevenzione, la cultura del consenso informato e la cultura della prevenzione del danno dell'aborto clandestino, che in quegli anni era una piaga incredibile e che aveva anche un peso sociosanitario incredibile, perché poi molte di queste donne arrivavano con, appunto, riferite minacce d'aborto, ma con danni tubarici, danni uterini, e quindi poi perdevano la capacità eventualmente di procreare. Quindi avevano avuto anche un significato, si può dire, di grosso impatto sociale, ma anche quasi di giustizia sociale e di prevenzione, poi si parla tanto. Quindi è una legge complessa, senza contare poi gli aspetti etici, per cui ci sono degli impatti etici non banali. Peraltro permetteva l'obiezione di coscienza da parte delle persone, quindi era una legge complessa e equilibrata. Poi, come diceva il consigliere Borò, tutto si può migliorare nella vita, e forse a volte noi non abbiamo il coraggio di entrare per migliorare qualcosa, perché si ha paura che se si tocca poi si deve toccare tutto.
e anche nella 194 qualcosa di migliorabile ci sarebbe, però si ha paura che se tocco qua poi tocco là, eccetera. Quindi questo dibattito forse in quel momento non è apparso tutto, perché poi, come spesso succede peraltro nei referendum, si fa un po' di guerra di religione, no? Come abbiamo visto anche sugli spot, quindi sembra molto complesso. Certo. Ermanno. No, il quadro era tragico sicuramente, ma soprattutto non c'era equità sociale, perché chi era povero si affidava alle così chiamate mammane, no? Quindi aborti inventati, addirittura si parlava di ferri da calze che usavano per creare questo aborto, di misture magiche e cose di questo genere. E quindi una regolamentazione sicuramente era necessaria, e soprattutto che lo Stato, nella effettiva necessità e consapevolezza di abortire, fornisse il servizio, che non vuol dire dovete abortire e siete liberi di farlo. Ecco che, come dicevo prima, lo Stato viene a mancare invece nel creare una cultura della conservazione del bambino, anche se in quel momento è una cosa sgradita. Molte donne poi, perché c'è stato un periodo dove c'erano dei sostegni per quelle giovani che erano rimaste incinta, chi ha conservato poi il figlio non si è pentito. E quindi lo Stato doveva fare fornire un servizio per rendere equo, perché chi aveva soldi andava in Svizzera, come adesso si va in Svizzera invece per morire, e gli altri invece dovevano arrangiarsi. Invece un giusto sostegno avrebbe potuto creare proprio quella cultura di accettazione del bambino e di aiuto nella crescita del bambino. Oggi ci troviamo di fronte addirittura che in coppie sposate la difficoltà è di avere i bambini, perché i bambini oggi costano molto. Allora siamo arrivati al paradosso, motivo che faremo anche una trasmissione. Il cane costa meno, quindi il rapporto affettivo c'è, e quindi si sviluppano dei centri dei supermercati per gli animali, perché è più facile, no? È meno costoso, e poi è più manipolabile, è più adattabile. Invece il bambino è più complesso e comporta tutta una serie di cose. E parlavamo giusto la trasmissione precedente, e dice ormai chi si riproduce sono gli immigranti, invece i residenti italiani tendono manca la procreazione praticamente, quindi si parla di l'incremento di 6 milioni di bambini da persone non autoctone italiane. Mi diceva proprio un collega della clinica ostetrica, che ho incontrato per ragioni sociali, non per ragioni professionali ultimamente, che negli ultimi anni, anzi nell'ultimo decennio credo, sono diminuite enormemente gli aborti da parte di cittadini padovani, veneti o italiani nella struttura, mentre sono aumentati a dismisura gli aborti da parte di extracomunitari. Non so se avevate questa informazione. Sì. Anche perché molto probabilmente la cultura delle donne conosce molto bene la prevenzione di cui parlavano il presidente Boron e il professor Meridiano. Ma c'è un fenomeno che poi è un fenomeno che, se andiamo storicamente, possiamo rifarci all'epoca dell'immigrazione negli Stati Uniti, no? Dove l'immigrato per la maggior parte sono maschi. E le femmine che immigrano naturalmente fanno un mestiere molto semplice, no? Che è quello della prostituzione. Addirittura in America, per la donna che camminava da sola per la strada, il rischio era proprio il sequestro e immessa dentro ai bordelli. C'erano due business in America, parliamo del 700-800. Uno era naturalmente la tratta dei negri e lo sfruttamento dei negri per la coltivazione del cotone, eccetera.
Il secondo erano la quantità di bordelli che esistevano, perché i maschi negli Stati Uniti erano tantissimi, le donne invece erano poche. Allora capisco che una donna alla fine, se rimane incinta, non sa di chi è il figlio e di conseguenza utilizza questa cosa perché... E poi l'altro aspetto è il mantenimento. Il mantenimento per queste persone che arrivano, che non hanno censo, e come faccio a mandare a scuola, mantenere i figli, eccetera. Quindi scelgono quella strada lì. Questa è la tragedia del mancato inserimento degli immigranti nella società italiana. Certo, certo. Allora, chiudiamo qua questa nostra pagina delle ricorrenze storiche, anche se abbiamo parlato anche di cose d'attualità, chiaramente. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma appena rientriamo parliamo del nuovo polo della salute di Padova. A tra poco, dopo il break.